Il Tigullio questa mattina è interessato da un violento nubifragio, colpite in particolare la zona di Lavagna con allagamenti in via Roma e a Cavi, disagi sulla provinciale 227 tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Sta per cambiare sede anche l'INPS di Chiavari, avviati i contatti con il comune per trasferire gli uffici al primo piano del Palazzo delle Poste in piazza Nostra Signora dell'Orto. Da lunedì il Tigullio sarà collegato con l'aeroporto di Genova, messa a disposizione da ATP l'Airport Shuttle, con 6 corse giornaliere andata e ritorno tra Portofino e lo scalo genovese. Torna a Santo Stefano d'Aveto il Rallye della Lanterna, sabato e domenica attesi un centinaio di partecipanti per 2 giorni di prove speciali nel verde della Valle dell'Oveto. I ragazzi di Azione Cattolica Neirone e quelli delle parrocchie di Lavagna a Reppia, protagonisti della puntata di Estate Giovani, in onda questa sera su Telepace 1. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Un violento nubifragio, ce ne siamo accorti tutti, è interessato questa mattina il nostro Tigullio. La pioggia è caduta abbondante lungo la linea costiera tra Portofino e Sestri Levante, provocando allagamenti in diverse zone del territorio. Allerta gialla in vigore fino alle 15 ha mantenuto alto il livello di attenzione e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I disagi però ci sono stati, anche tanti, facciamo il punto nel servizio che segue. Sono il promontorio di Portofino nella sua interezza e la zona alle spalle di Lavagna, quella compresa tra Cavi e Sestri Levante, le parti del territorio maggiormente interessate dalla pioggia che è caduta abbondante dalle prime ore di questa mattina sul Tigullio. Un temporale estivo, secondo gli esperti, che però ha visto il formarsi di una piccola cellula autorigenerante che, pur esaurendosi nell'arco di un paio d'ore, non ha mancato di provocare disagi sulla fascia costiera tra Portofino e Sestri Levante. Fortunatamente questo tipo di fenomeni di stampo più estivo non ha interessato in maniera massiva nella giornata di oggi l'entroterra, a differenza di quello che è accaduto ieri per esempio al Fontana Buona. Di conseguenza il livello poi dei torrenti principali è rimasto abbondantemente sotto il livello di guardia. Piccoli allagamenti si sono registrati a macchia di leopardo, provocati principalmente dall'occlusione dei tombini e delle caditoie che, anche quando puliti nei giorni precedenti, sono stati bloccati dalle foglie fatte cadere dalla pioggia. È il caso delle grandi pozze d'acqua che si sono formate sulla provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, dove il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo e la viabilità è stata poi ripristinata grazie agli uomini della protezione civile. A Rapallo il disagio più grave lo hanno subito i volontari del soccorso di Sant'Anna. Un fulmine ha colpito la centralina mandando in tilt anche i computer. Allagamenti anche a Chiavari, bloccata per 30 minuti via Piacenza, dove 40 cm d'acqua hanno invaso marciapiedi e strade. Problemi anche a 2 supermercati di via Dante e piazza Cavour che hanno dovuto chiudere. A Sestri Levante chiusa a causa dell'acqua alta al sottopasso di Pietra Calante, dove un mezzo è rimasto fermo in panne. Ma è stato il territorio di Lavagna quello che è andato maggiormente in sofferenza. Quasi 100 mm di pioggia caduti nel corso della mattina che hanno provocato allagamenti nella zona del centro storico e di Cavi Arenelle e Cavi Borgo. Via Previati è rimasta chiusa perché invasa dall'acqua. Problemi si sono registrati in prossimità dei torrenti Frapega e Barassi. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni si sono esauriti ed è tornato il sole, ma anche per i prossimi giorni gli esperti non escludono il ritorno di una situazione meteo come quella di questa mattina. Luglio, è notoriamente il mese più stabile per quanto riguarda l'estate mediterranea, anche e soprattutto in Liguria. Quest'anno però questa dinamica viene continuamente reiterata e quindi troverà conferma anche nella seconda parte di questo mese. Come abbiamo sentito, la zona di Lavagna è stata quella maggiormente interessata dalle forti precipitazioni. Allagamenti si sono registrati nella zona di Cavi Borgo e in via Roma, nel centro storico. Per noi c'era Maurizio Garreffa. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. A Cavi di Lavagna la forte pioggia ha causato l'allagamento di un'area di Cavi Borgo, non per l'esondazione del fiume Barassi, soprattutto per le forti piogge che hanno portato alla caduta di tanta acqua dalla zona di Barassi ma anche da via Cledai. Si è formato questo allagamento causando problemi naturalmente ai residenti ma soprattutto i danni maggiori al ristorante Il Melograno dove l'acqua è entrata abbondante. I residenti lamentano la mancata manutenzione, soprattutto dei lavori fatti per la realizzazione di bidoni interrati che avrebbero chiuso un vecchio passaggio dell'acqua verso il fiume Barassi che scorre qui sotto. Cosa è successo questa mattina, signora? Niente, si è riempito completamente via Roma, anche se tiravano i tombini, e poi pian piano è entrato tutto dentro l'acqua.
poi è passata una macchina, ha fatto l'onda, c'erano le macchine bloccate ancora davanti. Quanta acqua c'era dentro il negozio? Altina, guarda, come il bordo del negozio. Una quindicina di centimetri? Sì, sì. E via Roma anche era così? Era molto piena, sì. E poi più il ragazzo di là che è entrata prima, dentro. Tanti negozi hanno avuto problemi in via Roma? Non lo so, noi sì, poi gli altri non so perché. Siamo allagati, all'improvviso è venuto giù un sacco di acqua e ci siamo ritrovati allagati, anche se non avevano detto che veniva giù tutta quest'acqua. C'era un'allerta gialla però... Un'allerta gialla, ma questa era anche un'allerta arancione forse. È entrata tanta acqua dentro? Tanta acqua, sì, parecchio, è arrivata quasi all'altezza dei frighi. Tanta pioggia, tanti negozi allagati. Qual è il problema secondo lei? Secondo me è la manutenzione che manca in tutte le volte che succedono queste cose qua. Se mensilmente ci fosse una squadra del comune che viene mezz'oretta a pulire i tombini non succederebbe, perché sono stato io a sbloccare il tombino lì, se no la gelateria di fronte al mio negozio e il mio negozio sarebbero stati allagati sistematicamente. Quindi è incuria proprio delle squadre del comune che dovrebbero pulire, ripeto, mensilmente non gli costerebbe niente mezz'oretta, di dedicare mezz'oretta alle vie di Lavagna, non dico altro. Quanto tempo si sono allagati i negozi? Secondo me sicuramente è venuta una bomba d'acqua, perché in 10 minuti se è venuto il finimondo. Però le dico, con la manutenzione preventiva queste cose non succedono. A Rapallo sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della rete bianca stradale, aggiudicataria la ditta Villa Costruzioni Edili SRL di Genova, che ha presentato un'offerta economica complessiva di circa 71.000 euro sull'importo dei lavori di quasi 100.000 euro. A fronte dei microallagamenti che si sono verificati questa mattina causati dalle intense piogge, il dato registrato dai pluviometri è di 175 mm toccati intorno alle 10:15. In tratti stradali che presentano avvallamenti, il Comune ha però espresso la volontà di incrementare ulteriormente gli interventi di manutenzione previsti rispetto ai lavori recentemente affidati, con particolare interessamento alle aree più soggette a disagi in caso di caduta di cospicui quantitativi di acqua in un breve lasso di tempo. E infine Chiavari, anche qui in alcune vie della zona orientale, quella compresa tra via Entella, Corso Dante e via Piacenza, i tombini non hanno retto alle forti precipitazioni, provocando allagamenti e interruzioni della viabilità. Vediamo. È successo che come sempre quando piove un po' più forte la zona qua si allaga perché c'è una specie di conca e si riempie d'acqua, viene su, i negozi più a rischio sono laggiù, a noi ci è andata bene però la tavola l'abbiamo messa per emergenza, ecco tutto lì. Poi le macchine che passano, che fanno l'onda e tutto quanto, però si tocca sempre stare con l'ansia con queste tavole per poi poter lavorare tranquillamente. Noi è 30 anni che siamo qua, è sempre lo stesso problema, solo quando piove troppo forte probabilmente non ricevono i tombini e la strada si allaga. Com'era la situazione? Era tutto bloccato? Era tutto bloccato, poi si era allargato l'acqua, poi le macchine che passavano qui facevano allargare di più, così siamo, come si dice, sotto rischio. Quindi era tutto bloccato? Sì, tutto era bloccato comunque. Per quanto tempo più o meno, tutta la durata delle... Per mezz'ora era bloccato tutto. Non ci sono stati grandi danni? No, per ora no, però se andavo avanti ancora 5 minuti, 10 veniva il danno, diciamo, veniva più pericoloso. Fin dove arrivava l'acqua questa mattina? L'acqua qui abbastanza, a me è arrivata al primo scalino, diciamo, però io qua sono più alto, il problema è dal lato opposto, perché dal lato opposto appena viene un po' d'acqua, poi con le macchine che passano, con l'onda gliela fa entrare nel negozio. È sempre stato così? Sì, è 10 anni che sono qua e è 10 anni che c'è sempre, come piove qua ci allaghiamo sempre. Ma infatti qui non è una questione che sono venuti, ma non è una questione di tombini tappati qua è proprio una questione che l'acqua, essendo un punto basso, arriva tutta qua e le condutture non la portano via, anzi le condutture, secondo me, perché c'è un rio che viene giù dalla collina, mi hanno detto, no? Che praticamente quella lì invece di defluire verso il fiume sgorga qua, quindi bisognerebbe riuscire a fare una conduttura che la portasse via.
È bastata una pioggia intensa di poche decine di minuti per allagare completamente Chiavari. Naturalmente ci dispiace per tutte le persone che hanno subito danneggiamenti, sia i commercianti che gli abitanti. Non ci dispiace affatto invece vedere smascherata, seppure in circostanze molto negative per tutti, la completa incapacità dell'attuale amministrazione. È la denuncia in una nota del gruppo consigliare Noi di Chiavari. Un altro ente sta per cambiare la sede dei suoi uffici di Chiavari. Si tratta dell'INPS che è alla ricerca di nuovi spazi. Avviati i contatti con il comune di Chiavari che ha messo a disposizione il primo piano del palazzo di sua proprietà in piazza Nostra Signora dell'Orto, dove al piano terra attualmente si trovano le poste. Sentiamo. È una geografia che è destinata a cambiare ulteriormente quella degli uffici dei vari servizi di Chiavari. Completato il trasferimento della sede chiavarese dell'Agenzia delle Entrate nell'ala di Levante del nuovo Palazzo di Giustizia e in attesa che qui vengano trasferite la Conservatoria ed Equitalia, un altro ente sta cercando ricollocazione ed è l'INPS. Per l'ente previdenziale la destinazione più probabile in questo caso sarà il primo piano del Palazzo di Piazza Nostra Signora dell'Orto, al cui piano terra si trovano adesso le poste, un immobile di proprietà del comune, il quale sta avviando i lavori di ristrutturazione. Con l'INPS abbiamo già avuto diversi contatti, diverse PEC che mi hanno mandato i responsabili del territorio. Abbiamo visionato i locali di Chiavari a disposizione e dobbiamo mettere a posto il primo piano sopra le poste, che è anche quello del Palazzo Comunale adesso non è adibito a nessun servizio. Una volta che il Comune di Chiavari avrà sistemato questi locali, una parte presumibilmente verrà data in locazione all'INPS, per cui possiamo affermare che con l'inizio dell'anno nuovo l'INPS tornerà in centro a Chiavari. Altro ente che presto cambierà sede sarà la Guardia di Finanza. La compagnia chiavarese andrà ad occupare il sesto e il settimo piano del nuovo Palazzo di Giustizia. L'ex Palazzo di Giustizia riprende vita. Abbiamo recentemente, qualche mese fa, portato all'interno del palazzo lo sportello di prossimità fatto in collaborazione col Tribunale di Genova e abbiamo i giudici di pace. È previsto l'utilizzo del sesto piano di entrambi i lati del palazzo e il settimo piano alla Guardia di Finanza. Si tratta di 1100 metri quadrati, si tratta di un presidio di forze dell'ordine che verrà dato alla Guardia di Finanza, che adesso è in via Zarni in locali molto angusti, ma che prevederà anche un potenziamento del controllo del territorio e della sicurezza tramite un protocollo d'intesa, soprattutto per quanto riguarda il contrasto al commercio, alla contraffazione e alla lotta antidroga. A causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria alla Galleria San Martino, con la chiusura fino al 2 settembre di uno dei due binari di transito dei convogli tra Genova Brignole e Genova Quarto, si stanno registrando pesanti ritardi sulla circolazione ferroviaria verso il Levante Ligure. Per questo motivo l'assessore regionale Gianni Berrino ha chiesto a Rete Ferroviaria Italiana e a Trenitalia di attivarsi per attenuare gli attuali disagi. La stessa richiesta è stata inserita in un'interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri regionali Claudio Muzio e Angelo Vaccarezza. Prenderà il via lunedì prossimo il nuovo collegamento tra il Tigullio e l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. L'Airport Shuttle, questo il nome del servizio messo a disposizione da ATP, collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante con il Cristoforo Colombo, con 6 corse giornaliere previste per andate e altrettanto per quanto riguarda il ritorno. I due capolinea del nuovo servizio sono Portofino e l'aeroporto, per una tratta che viene percorsa in poco più di un'ora. 8 le fermate intermedie: Paraggi, Covo di Nord-Est, Santa Margherita, San Michele di Pagana, Rapallo, Corso Matteotti, Rapallo Stazione, Rapallo Campo Golf, Rapallo Casello A12. La prima partenza da Portofino alle 4:10, l'ultima alle 17. Per il ritorno la prima partenza dal Colombo alle 9:30, l'ultima alle 00:30. A bordo del mezzo funzionerà un sistema Wi-Fi, il servizio prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi, dalla metà di luglio alla metà di settembre. I titoli di viaggio sono acquistabili online sul sito ATP Tigullio. Esercizio. Il biglietto a bordo di corsa singola costa 20 euro. Per quanto riguarda i biglietti online, il ticket di andata e ritorno invece costa 30 euro. Sono previsti sconti per un numero maggiore di persone.
Per permettere il riposizionamento del gruppo ligneo del Maragliano nella sua nicchia, il restauro sarà al centro di un incontro in programma sabato sera alle 21 nella cattedrale basilica di Nostra Signora dell'Orto. Domani pomeriggio la basilica resterà chiusa al pubblico. Dalle 15:30 sarà aperta ai fedeli la cappella maggiore del seminario, dove dalle 16:30 alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni e alle 17:30 sarà recitato il rosario, a cui seguirà poi alle ore 18 la Santa Messa, che ripeto quindi domani non sarà nella cattedrale ma nella cappella maggiore del seminario, quindi a fianco alla chiesa cattedrale. Nei giorni scorsi il Corpo di Polizia Penitenziaria ha festeggiato il suo patrono San Basilide. Come consuetudine è stata celebrata la Santa Messa nella casa di reclusione di Chiavari. Il cappellano Don Franco Brioni ha sottolineato il bene che può nascere dal legame tra detenuto e poliziotto. Alla Santa Messa si è rivisto il comandante Andrea Tonellotto, rientrato a Chiavari dopo un periodo di formazione a Roma. Il servizio. San Basilide insegna ancora oggi ad essere motivati nella scelta di testimoniare i valori della giustizia, del dovere verso lo Stato e le persone, dell'umanità e dell'incontro con ogni detenuto, considerato come persona da rispettare e da aiutare nel suo cammino di redenzione. Il messaggio è emerso durante la festa patronale della Polizia Penitenziaria, celebrata nella casa di reclusione di Chiavari, con la messa presieduta dal cappellano Don Franco Brioni. San Basilide è esempio di forza e coerenza. Come racconta lo storico Eusebio, Basilide era un soldato addetto a scortare i condannati al luogo del supplizio durante la persecuzione di Settimio Severo. La sua conversione al cristianesimo si colloca durante il tragitto per condurre una giovane al patibolo, quando la protesse dimostrandole compassione. C'è un intreccio forte, dunque, tra il condannato e il carceriere, attraverso cui ciascuno dei due può ricevere del bene. È un aspetto sul quale la casa di reclusione di Chiavari lavora ormai da tempo, e nella preghiera al patrono, letta da un ragazzino al termine della messa, c'è un verso che dice: «Donaci, Signore, forza per svolgere bene il difficile compito di tutelare la società nell'aiutare chi ha sbagliato per debolezza, affinché ritrovi il senso morale della vita». E poi l'invocazione a Maria affinché ispiri sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono la detenzione. Questa è una missione di tutti i giorni per voi? Sì, ovviamente non è semplice, sono molto sagge le parole di Don Franco da prendere come riferimento il nostro santo patrono, perché le situazioni, come dire, alcuni giorni sono migliori di altri, ma in certi veramente dobbiamo chiedere la sua protezione per riuscire ad adempiere, perché non è sempre semplice quello che dobbiamo svolgere, ma insomma, per fortuna e con abnegazione riusciamo, ovviamente con la collaborazione di tutti, a risolvere anche le situazioni meno facili. La comunità di Santo Stefano del Ponte a Sesti Levante si prepara alla festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, che sarà festeggiata solennemente domenica 22 luglio. Domani intanto prende il via la novena con la Santa Messa alle 7 del mattino, celebrata da Don Marco Torre. Alle 20:30 il rosario, alle 21 l'Eucaristia e a seguire la benedizione degli scapolari. Apriamo ora una finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o sono in programma nei prossimi giorni. Linea a Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. È stato ristampato ed è nuovamente disponibile il cammino personale di formazione per i giovani realizzato dalla Diocesi. Si tratta di una raccolta in formato tascabile di 150 salmi e citazioni tratti dal Magistero dell'Arcivescovo. I volumetti possono essere ritirati tutti i giorni da lunedì a venerdì nella segreteria organizzativa della Curia in piazza Matteotti a Genova. E cambiamo argomento. È in programma da venerdì 13 luglio la festa patronale nella parrocchia della Natività di Maria Santissima a Bogliasco. Alle 20:30 di venerdì è in programma la processione in mare con la statua della Madonna e alle 21 la messa nel giardino sottostante la passeggiata vicino alla chiesa. E sabato 14 luglio alle 21 la processione lungo le vie del paese. E festa patronale anche nella chiesa del Carmine in centro storico a Genova. Lunedì 16 luglio alle 18 la messa viene celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco e alle 20:45 è prevista la processione lungo le vie del quartiere. Bene, questa era l'ultima notizia da Genova, la linea può tornare a Chiavari, arrivederci. I carabinieri di Sestri Levante, a termine di indagini, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa un 43enne napoletano.
L'uomo si è fatto versare sulla sua carta prepagata circa 150 euro da un'impiegata di 46 anni di Sesti Levante per l'acquisto di una console per videogame che la donna aveva visionato su un noto sito internet di compravendite online. L'uomo però, dopo aver acquisito la somma di denaro, non ha mai consegnato l'oggetto all'acquirente. Fine settimana di motori a Santo Stefano d'Aveto, sabato e domenica infatti le strade dell'Appennino ospiteranno il 34esimo Rally della Lanterna, secondo rally della Valle dell'Aveto. Sono attesi un centinaio di partecipanti provenienti da tutta Italia per 2 giorni di prove speciali immerso nel verde. Sentiamo. Su quali strade si correrà? La gara avrà inizio sabato mattina col test che verrà fatto per tutte le vetture lungo la strada provinciale di Pievetta. Verrà chiusa dalle 8:30 alle 12:30 per permettere appunto il test a tutte le vetture partecipanti che consentono di testare e settare le macchine. Dopodiché alle 14:30 del pomeriggio dalla contrada del Santo Stefano d'Aveto ci sarà la sfilata con tutti gli equipaggi partenti che poi appunto andranno a disputare 2 prove speciali ripetute 2 volte nel pomeriggio, toccando anche la provincia di Piacenza, quindi con la prova di Ottone, con partenza poco prima dall'abitato di Orezzoli e arrivo proprio a Ottone. La seconda prova del sabato invece è Montebruno, dove parte appunto dall'abitato di Montebruno e arriva al passo della Scoglina. Si replica poi domenica. Esattamente, per la domenica abbiamo la prova con seta del Monte Penna che verrà ripetuta ben 3 volte in modo tale da arrivare poi nel pomeriggio alle 4 alla premiazione alla Piazza del Popolo a Santo Stefano d'Aveto. Quanti equipaggi sono attesi? Come fare per iscriversi all'ultimo minuto? Allora, per iscriversi si deve andare sul sito lanternarally.it dentro il quale appunto ci sarà la pagina dedicata per i moduli di iscrizione sia online sia PDF eccetera eccetera scaricabili e poi si manda tutto alla Lanterna Rally che è l'organizzatrice del rally. Un modo anche per passare in alta quota 2 giorni correndo ma anche rilassandosi. Certo, è uno spunto questo di divertimento, ma non solo, di relax anche per le famiglie che seguono piloti, navigatori e quant'altro. Quindi Santo Stefano appunto cerca di accogliere il meglio possibile queste nuovi arrivi da tutta Italia, perché parliamo dal centro Italia al nord Italia, quindi con tutte le scuderie che possono partecipare al rally. E noi del gruppo sportivo come sempre ce la metteremo tutta per fare in modo che la gente, partecipanti e non, possa essere contenta. Prosegue la rassegna di incontri Tigugliana Estate 2018 che quest'anno si svolge a Rapallo sul piazzale di Villa Porticciolo. Domani sera a partire dalle 21:20 si terrà un incontro con il giornalista Marcello Masi e il viaggiatore Claudio Pellizzeri. La storia di Perizzeni ha fatto il Giro d'Italia, quest'anno è stata a Chiavari e lo abbiamo quindi intervistato. Lo ascoltiamo. 44 paesi, 5 continenti, come nasce questa idea? Nasce dal fatto che io vivevo una vita che non mi apparteneva, io lavoravo in banca, non stavo seguendo i miei sogni, non stavo seguendo le mie passioni, mi sono trovato a interrogarmi sulla mia vita, sulla felicità e mi ho reso conto che era un lavoro che mi dava sì serenità economica ma non quello per cui che io sognavo e quindi senza una fidanzata, senza animali domestici, senza figli, responsabile solo unicamente di me stesso e anche di un eventuale fallimento, ho deciso di provare a realizzare il mio sogno nel cassetto che era fare il giro del mondo interamente senza aerei. Non solo aspetti positivi, anche qualche aspetto negativo, qualche incidente di percorso e soprattutto un compagno di viaggio che da alcuni, scomodino, che da alcuni è ritenuto un limite ma che poi un limite non è stato, ovvero il diabete. Sì, nasce da qua l'idea di chiamare il blog e tutto il progetto Trip Therapy, ovvero terapia del viaggio, perché io nonostante sia diabetico dall'età di 9 anni ho deciso comunque di realizzare questo sogno. La mia voleva essere una testimonianza, voleva raccontare che appunto anche un ragazzo diabetico poteva fare questo e quindi un messaggio positivo, diciamo così. Ovvio che le cose non è che siano andate sempre benissimo, per conservare l'insulina ho dovuto fare una buca nel deserto del Sahara di 1,5 metri, ho contratto la dengue in Colombia che è tipo la malaria, però sono qua oggi a raccontarlo e a raccontare che si può fare anche con qualche problemino fisico. Verso quale destinazione?
No, il viaggio non finisce mai, ormai oggi vivo di viaggi, vivo di quello che amo, continuo a fare video, foto, sto scrivendo un secondo libro, organizzo viaggi di tipo esperienziale di gruppo, quindi porto persone a viaggiare con me, però non mi dimentico anche del viaggio solitario. Torniamo in studio, prende il via domani a Sestri Levante la 12ª edizione di Penisola di Luce, festival della fotografia con eventi, mostre, proiezioni e laboratori. Alle 18 in sala Agave, all'ex convento dell'Annunziata, si terrà la cerimonia di inaugurazione. Alle 21:30, sempre all'Annunziata, andrà in scena il monologo spettacolo di e con Alice Valente Visco, L'ultima rosa. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 13 luglio. L'asta del pesce all'Ipercoppi Leudi di Carrasco. Inizio alle 17:30 con bancarelle di pesce fresco. Dalle 18 alle 24 torna la 9ª edizione di Musica e Gusto nelle vie del centro a Lavagna. Ad animare le vie ci saranno più di 10 gruppi musicali. Alle 20:45 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure si terrà una visita serale dal titolo Fantasmi e leggende di Villa Durazzo. L'Irish Music Festival in Piazza Caprera, Santa Margherita Ligure, a partire dalle 21. L'evento è promosso dall'Associazione Culturale Corelli. Prosegue la rassegna di teatri in dialetto Elio Rossi, a cura dell'Associazione O Castello. Lo spettacolo si terrà all'Auditorium San Francesco di Chiavari alle ore 21. Inaugurazione alle 21 della mostra di Pippo Leocata, I luoghi della memoria, allestita nell'antico castello sul mare a Rapallo. In occasione del 500° anniversario dell'apparizione della Madonna al santuario del Boschetto di Camogli si terrà alle 21:15 un concerto musicale a cura del gruppo promozionale musicale. Nell'ambito degli eventi estivi organizzati dal Comune di Chiavari, DJ Fontes mette la musica alle 21:30 in Piazza Gagliardo. E infine, nella Biblioteca del Mare di Vatrigoso, alle 21:30 si terranno le letture recitate tratte dal libro di Luciano De Lucchi, L'abito che siamo. Torna questa sera l'appuntamento con la rubrica Estate Giovani, il viaggio di Telepace nelle esperienze dei campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari. Protagoniste della puntata di oggi, in onda su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21, giovani dell'Azione Cattolica Ragazzi a Neirone e quelli delle parrocchie di Lavagna a Reppia. Vediamo. Ciao, semplicemente ciao. Il tema del campo è un mondo di eroi, cioè abbiamo preso la storia di Giona e l'abbiamo un po' messa rapportandola un po' con noi, c'è la possibilità di essere tutti degli eroi e con le nostre debolezze, le nostre paure, però se il Signore ci affida una missione, un viaggio, una cosa, è perché sa che noi abbiamo le possibilità per superare ogni prova. Nel costruire, nel partecipare a un campo, voi comunque siete sempre orientati comunque sui ragazzi, sul cercare di fare qualcosa bene per loro. Qual è secondo te la cosa più importante da tenere presente per farlo bene? Domanda difficile, probabilmente considerare che tutto quello che facciamo davvero sia per loro e quindi pensato in modo che tutti possano partecipare, per tutti sia un'esperienza bella e la consapevolezza di doverci mettere anche qualcosa di nostro per spronare magari i ragazzi che fanno più fatica, perché sarà veramente bello, sarà veramente costruito bene solo se davvero riusciremo a coinvolgere tutti nonostante le difficoltà di ognuno. Qual è il tema del campo? Abbiamo scelto la frase, quella del Sinodo dei Giovani di quest'anno, Maestro dove abiti, e cerchiamo di aiutare questi bambini che sono bambini di terza e quarta elementare delle parrocchie di Lavagna a vivere un'esperienza di incontro con Gesù dentro la loro età, quindi dentro le dinamiche che vivono di relazione tra di loro, nella famiglia, con gli amici. Cerchiamo un po' di capire insieme come possiamo incontrare Gesù e come possiamo testimoniarlo agli altri. Come si sviluppa il tema durante le giornate? Ma durante le giornate c'è sempre un momento di riflessione al mattino e poi a volte se lo si riprende anche nel pomeriggio con giochi tematici o con un momento di riflessione.
Bene, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è come sempre rinnovato a domani alle ore 12:45 col TG13. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi sulla nostra emittente. Arrivederci.